Spettatori di Rete Veneta, buona giornata, ben ritrovati con Focus TG, un'edizione ricca di notizie e di cronaca, quella di oggi che vi forniremo nel corso della nostra diretta che vi terrà compagnia come sempre fino alle 13:30. Abbiamo da un lato l'allarme terrorismo in Veneto dopo che è stato fermato e poi espulso un 21enne albanese atterrato domenica all'aeroporto Canova di Treviso. Aveva in mente di realizzare un ordigno da piazzare in un centro commerciale del Veneto. Era naturalmente stato attenzionato dalla Digos, dal Servizio Centrale Nazionale, che l'ha immediatamente bloccato appena sbarcato all'aeroporto di Treviso e l'ha espulso. Parleremo di questo e parleremo anche della tragedia che si è verificata questa mattina a Mestre lungo la tangenziale nei pressi dell'area di servizio della Bazzera, dove un uomo ha perso la vita in un incidente. E poi ci sono le novità, le ultime novità per quanto riguarda quello che ormai è diventato il caso Cappellari, quello del giovane cronista di Enego che si è inventato una serie di atti, tra cui l'attentato alla sua abitazione appunto di Enego. Ebbene, secondo le ultime notizie il giovane sarebbe anche l'autore della lettera minatoria che ha portato all'annullamento di un evento con il giornalista Sigfrido Ranucci. Ci aggiorna in diretta Nancy Galdi. A te, buongiorno Nancy. Sì, buongiorno Marta e buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Ecco, come dicevi, ci sono novità clamorose sul caso di Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego che aveva inscenato un attentato sotto casa sua per poi ammettersi che si era inventato tutto. Durante il suo interrogatorio, avvenuto appena 4 giorni fa, sarebbe emerso un nuovo elemento. Sarebbe stato proprio lui, Cappellari, ad aver scritto la lettera minatoria che poi ha fatto saltare l'arrivo di Sigfrido Ranucci, il giornalista di Report, a Enego. Nella lettera si leggeva: fate saltare l'appuntamento a Enego con Sigfrido Ranucci, altrimenti facciamo saltare lui. Al momento però non ci sono conferme ufficiali della cosa, nessuno lo conferma ma nessuno lo smentisce. Questo renderebbe la situazione del ragazzo ancora più complicata e assurda. Ecco, era stato interrogato Cappellari appunto 4 giorni fa, aveva ammesso di essersi inventato l'attentato e aveva chiesto anche scusa con una lettera. Il suo avvocato Roberto Rigoni Stern ci aveva spiegato fuori dalla procura di Vicenza che era pronto ad assumersi le proprie responsabilità, a cercare di rimediare ai propri errori e che sarebbe stato accolto da Don Patriciello. Ma adesso questa ipotesi della lettera minatoria a Ranucci potrebbe essere davvero un duro colpo per lui. Ci spiega adesso meglio gli sviluppi il nostro collega Ferdinando Garavello. Una lettera anonima consegnata al fornaio di Enego con l'intestazione dell'Agenzia delle Entrate e con una minaccia piuttosto chiara. Fate saltare l'appuntamento con Ranucci oppure facciamo saltare lui. E l'appuntamento con il giornalista conduttore di Report, al centro in queste ore delle notizie di cronaca nazionali per l'arresto del suo amico Walter Lavitola, salta davvero. Dietro tutto questo ci sarebbe nuovamente la mano di Adriano Cappellari, il giovane aspirante giornalista di Enego indagato per simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato per l'attentato incendiario alla sua abitazione avvenuto il 30 maggio scorso. Cappellari ha già ammesso le sue responsabilità tanto per una serie di lettere minatorie che si era spedito da solo quanto per l'attentato, rivelando al PM del Tribunale di Vicenza l'architettura del suo piano. E durante l'interrogatorio di venerdì nel comando dei carabinieri del capoluogo berico avrebbe ammesso anche di aver scritto e spedito la lettera che ha fatto annullare l'evento culturale con Ranucci a Enego in programma dopo Ferragosto.
Il suo avvocato Roberto Rigoni Stern non conferma la circostanza perché ci sono indagini in corso. Il sindaco di Enego Marco Frison in queste ore non è raggiungibile, ma in paese più di qualcuno ammette che la notizia non è poi così clamorosa, visti i pregressi. Resta da capire se e come questa novità, se dovesse essere confermata, possa influire sulla situazione già complessa di Cappellari e sul percorso che dovrebbe portarlo lontano dal paese a una nuova vita. Ranucci sarà comunque ad Asiago il 20 agosto per un altro incontro con i cittadini, già organizzato da tempo, mentre quello di Enego è stato annullato. E ora sappiamo anche perché, motivando la cancellazione con la necessità di dare serenità a una comunità già provata. Ecco, la novità, la vicenda, tutti gli aggiornamenti poi li comunicheremo questa sera nei nostri telegiornali. Per il momento, Marta, qui da Bassano è tutto, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Nancy Galdi. Noi proseguiamo con la cronaca e andiamo a Treviso dove, come vi dicevamo in apertura, è stato fermato ed espulso questo giovane albanese che pare stesse progettando un attentato ad un centro commerciale in Veneto. Ci aggiorna con tutti i dettagli Lucio Zanato. Sì, buongiorno, vi parlo dall'esterno dell'aeroporto Canova di Treviso. La notizia è arrivata ieri sera via social direttamente dal ministro dell'Interno Piantedosi. Un 22enne albanese dei dintorni di Tirana domenica pomeriggio è stato bloccato qui all'aeroporto subito dopo essere appunto atterrato dalla capitale albanese. Il capo di imputazione è terrorismo, in quanto questo giovane si sarebbe estremamente radicalizzato con matrice islamica e stava organizzando un attentato molto probabilmente all'interno di un centro commerciale del Veneto. È stato bloccato e dagli agenti della Digos e del nucleo di controllo della Polizia di Stato che era sulle sue tracce da diverso tempo. Il 22enne poi è stato interrogato e subito dopo espulso immediatamente nel paese di origine. I motivi di radicalizzazione non si conoscono, si sa per precisione che lui avrebbe dovuto scendere qui dall'aeroporto Canova per poi andare da parenti in Friuli che invece non sapevano assolutamente niente delle sue reali intenzioni, della sua presenza qui all'interno del Veneto, comunque dell'Italia. Tutto questo naturalmente è stato prontamente bloccato dai servizi di intelligence che hanno bloccato immediatamente qualsiasi tipo di iniziativa del genere. Soddisfazione ovviamente da parte delle istituzioni per il pronto intervento dei nostri servizi di sicurezza e ad esempio la dichiarazione del Presidente del Veneto Alberto Stefani per quanto riguarda proprio la sicurezza dei nostri cittadini. Oggi noi abbiamo invece sentito il sindaco Mario Conte che appunto esprime la sua soddisfazione a tutela della popolazione trevigiana ma anche veneta e italiana. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni e poi linea allo studio. Aver fermato questo personaggio che stava programmando un attentato nel paese Italia significa che le istituzioni ci sono ed è stata una risposta tempestiva e preventiva e credo che queste sono notizie che da una parte preoccupano, dall'altra però rassicurano anche i cittadini che c'è un sistema di controllo efficace e che allontana le persone realmente pericolose. Quindi fatemi ringraziare ovviamente il ministro Piantedosi, tutte le forze dell'ordine che ogni giorno lavorano per la sicurezza di noi cittadini e dall'altra parte ringrazio ancora una volta il governo perché sta alzando il livello di attenzione su un tema legato per esempio al rischio di attentati dovuto alla presenza nel nostro paese di persone che hanno idee diametralmente opposte rispetto a quelle che sono l'integrazione. Alzare il livello d'attenzione anche in aeroporti, diciamo che non siano Malpensa oppure che ne so, quello di Roma. No, tutti gli snodi di passaggio, che siano aeroporti, stazioni, ma ancora di più anche i centri di accoglienza, tutte le persone che arrivano nel nostro paese devono essere monitorate in modo molto attento, professionale, come stanno facendo le nostre forze dell'ordine. La difesa del territorio e la protezione delle nostre comunità deve essere prioritaria.
La cronaca ci porta ora a Mestre con la tragedia che si è verificata questa mattina lungo la tangenziale all'altezza della Bazzera. Un uomo ha perso la vita. Ci aggiorna Edi Caliman. Erano le 8:40 all'altezza del Bazzera Nord, nella tangenziale di Mestre, tra l'entrata dell'area di sosta e la corsia di emergenza della tangenziale. Un 44enne di Pianiga a bordo della sua Panda stava sfrecciando a circa 120 all'ora, ha impattato contro il guardrail, un impatto che è stato fatale. Le condizioni dell'uomo sono parse da subito gravissime, ma i sanitari, una volta arrivati sul posto, hanno constatato il decesso sul colpo dell'uomo. Sul posto, oltre ai sanitari del SUAM 118, prontamente allertati anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto con una difficile manovra ad estrarre l'uomo dalle lamiere che sono state poi tolte dalla carreggiata, grazie anche agli ausiliari del traffico di Autostrade Alto Adriatico, per la direzione del traffico e la messa in sicurezza della strada e degli automobilisti che passano sulla tangenziale, anche la polizia stradale. Circa 3 ore per la rimozione e la messa in sicurezza della strada e la rimozione del mezzo. Il 44enne di Pianiga pare abbia avuto un malore, ma si indaga anche per una distrazione. Per ora da Mestre è tutto. La cronaca ci riporta ora in provincia di Treviso. Siamo a Pieve di Soligo, dove ieri sera un pauroso incendio ha devastato un'abitazione. Ebbene, a quanto pare ad appiccare le fiamme sarebbe stato l'uomo che vi abitava all'interno dopo essere stato licenziato. Ora è ricoverato in psichiatria. Ci aggiorna Elena Dal Forno. Sì Marta, buongiorno a te e buongiorno naturalmente a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Siamo con Alberto Pivetta proprio davanti al Civico 53 in via Caldella, Pieve di Soligo, dove ieri sera verso le 20 una persona di 45 anni, un uomo di 45 anni, avrebbe dato alle fiamme questa villetta dove risiedeva, come vedete dalle immagini, ormai devastata, posta anche sotto sequestro di polizia giudiziaria. Adesso poi vi farà vedere anche il cartello Alberto Pivetta. Ecco, proprio alle 8 si sarebbero scatenate le fiamme, i vicini di casa avrebbero visto queste fiamme alzarsi dalla casa, avrebbero chiamato subito i carabinieri e ovviamente i vigili del fuoco. Ma la cosa interessante è che avrebbero visto proprio allontanarsi da questa villetta un uomo con un trolley e una bottiglia di birra che tra l'altro noi abbiamo trovato proprio qui stamattina su un muretto adiacente alla casa, che adesso vedete proprio dalle immagini. Quindi questa persona, questo piromane 45enne, era una persona che risiedeva in questa casa e pare che la storia sia che licenziato dalla RSA nella quale lavorava da qualche giorno, insomma era stato licenziato, per vendetta abbia dato alle fiamme al fuoco questa villetta che pare sia di proprietà proprio della RSA per la quale lavorava, quindi un gesto di vendetta. Ovviamente avvisati i carabinieri e i vigili del fuoco, i carabinieri hanno rintracciato quasi immediatamente l'uomo, che è stato quindi denunciato e arrestato ed è stato portato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Conegliano. Sappiamo che è una persona con sicuramente qualche problema psichiatrico, quindi attendiamo poi gli esiti futuri. Quello che possiamo dire di più di questa vicenda è che interrogati i vicini di casa non hanno voluto parlare con noi, non sono riusciti proprio a volerci dare informazioni, ma soprattutto ci dicono che questa villetta potrebbe anche non essere di proprietà della RSA e che quindi ci potrebbe essere un altro proprietario. Le informazioni che noi abbiamo per il momento sono queste, quindi aspettiamo i telegiornali della sera per vedere quale sarà poi la ricostruzione effettiva di questo episodio. Comunque per il momento qui da Pieve di Soligo è tutto e restituisco la linea.
Grazie Elena, continuiamo a parlare di incendi perché quello di ieri è stato un pomeriggio di paura a Este per un grosso incendio che è divampato in un appartamento in via Pietro Apostoli. Una persona è rimasta intossicata. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16 di lunedì pomeriggio, quando al 115 è arrivata la richiesta di aiuto da un appartamento di via Pietro Apostoli a Este in una palazzina di 16 unità abitative. Uno degli abitanti è stato portato in pronto soccorso per una leggera intossicazione. In via Pietro Apostoli sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco di Abano Terme e Rovigo con l'autoscala di Padova e i sanitari del SUEM, oltre alla polizia locale di Este. Le fiamme sono state circoscritte mentre il residente della palazzina veniva soccorso. Lo stabile è stato dichiarato inagibile. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei Vigili del Fuoco. A Padova, ora, dove questa mattina c'è stata una manifestazione davanti alla prefettura dove sono stati ricevuti i sindacati che rappresentano le 35 lavoratrici della cooperativa che si occupa di assistere gli anziani fragili del comune. A tutte è arrivata la lettera di licenziamento a partire dal prossimo 31 di agosto. Chiara Gaiani ha incontrato i sindacati al termine dell'incontro. Sentiamo cosa è emerso. È a rischio il servizio di assistenza domiciliare a circa 600 anziani ultraanziani fragili del comune di Padova. Il 31 di agosto, o meglio il 3 di agosto, hanno ricevuto una lettera alle 40 operatrici di una cooperativa, una lettera di licenziamento. Il 31 agosto il loro lavoro finisce. Oggi in prefettura la CISL Funzione Pubblica è entrata per tentare un'ennesima disperata conciliazione con la cooperativa. Allora chiediamo ad Andrea Ricci, che è il segretario generale della CISL FP di Padova e Rovigo, come è andato questo incontro. Secondo le aspettative la cooperativa non ci ha fornito le garanzie di cui necessitavamo, per cui ha garantito le retribuzioni nel mese di luglio, non sappiamo in che dimensione. A domanda precisa rispetto alle retribuzioni di agosto, ultima retribuzione utile, non ha fornito assolutamente garanzie. Rispetto a questo le garanzie sono mancate anche sull'aspetto della liquidazione dei dipendenti, per cui la conciliazione di per sé ha avuto un esito assolutamente negativo. Sulla continuità occupazionale è l'obiettivo che noi ci poniamo, per cui tutte le lavoratrici dovranno trovare ricollocazione nel nuovo appalto che seguirà con la gara che ha appena indetto il Comune. Ecco, pensate, sono operatrici che da 20 anni seguivano queste persone fragili. Ovviamente c'è un legame anche di affetto, un legame particolare. Il Comune ha seguito questa vicenda. Il 18 di agosto ci sarà l'apertura della nuova gara e chiediamo ad Franco Maisto: è stato fatto tutto quel che si doveva fare del 1° settembre? Che cosa accade? Ma innanzitutto la gara straordinaria che è in corso, noi ci auguriamo che le 3 aziende che sono state chiamate per produrre un'offerta concorrano e quindi poi una volta che la commissione di gara avrà decretato la vincitrice possano prendersi in carico questo personale. Parliamo di un capitale umano fondamentale che conosce palmo a palmo la città di Padova, sa gli spostamenti, sa anche quelle che sono le esigenze degli anziani che di volta in volta vanno ad accudire. Certamente la CISL Funzione Pubblica sarà al fianco di queste persone, di queste lavoratrici, perché non si può né mettere in discussione il loro posto di lavoro e men che meno far saltare un servizio di assistenza domiciliare tra i primi nella regione Veneto. Era stato condannato a 2 anni di reclusione per 3 diversi furti commessi in città. La polizia ha arrestato un marocchino di 35 anni. Un'auto in sosta in via Tommaseo, da cui aveva rubato il PC a novembre 2025, un negozio di Piazza De Gasperi, ripulito un mese dopo dell'incasso, 3.000 euro in contanti, un furto in abitazione il 15 febbraio scorso. Per questi 3 episodi era stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione un cittadino marocchino di 35 anni che ieri è stato rintracciato ancora una volta mentre gironzolava in via Tommaseo a Padova dagli agenti della squadra mobile della questura. Bloccato, l'uomo è stato portato in carcere, dove sconterà la pena, al termine della quale, essendo irregolare in Italia, sarà espulso dal territorio nazionale sulla base di un ordine firmato dal questore lo scorso 21 luglio.
Raid vandalici e danneggiamenti notturni per il palazzetto del nuoto di Viale Ferrarina a Vicenza. Esasperati i gestori dell'impianto comunale che tornano a chiedere all'amministrazione l'installazione delle telecamere interne. È tuttora caccia ai responsabili che, oltre a rubare oggetti e contanti, si sono lanciati a creare il caos nella struttura, un gesto che ai gestori appare ancora più grave del furto. Escalation vandalica ad opera di balordi contro le piscine di via Ferrarin. Il terzo assalto nella struttura nel giro di un mese ed è un crescendo di danni. Una volta forzata una porta di emergenza, sabato notte i delinquenti si sono lanciati nella devastazione dei locali. Dal bar agli uffici al punto vendita di articoli tecnici d'abbigliamento. Trafugate alcune migliaia di euro in spiccioli e monete, ma sono i danni deliberati a far insorgere la rabbia a chi è rientrato dalle ferie per ripristinare al più presto l'operatività della struttura comunale. C'è sì un aspetto economico, ma c'è soprattutto un aspetto di danni e anche proprio che ci ha toccato dal vivo, perché è una cosa gratuita, una cosa solo per creare disagi, solo per creare, e questo è stato l'aspetto brutto, negativo. Penso che sia anche amarezza oltre che rabbia, perché vedi tutto quello che noi facciamo per rendere l'impianto agibile e ore di lavoro nell'inventario delle cose, e poi anche proprio una questione personale, nel senso che è un posto di lavoro però è anche casa. Al momento indagano le forze dell'ordine che stanno visionando anche le immagini della rete di telecamere del quartiere alla caccia dei responsabili. Il palazzetto era chiuso al pubblico per i consueti lavori di manutenzione straordinaria annuale, ma resta da capire perché l'allarme non abbia funzionato. Ad impressionare è il comportamento dei vandali, consapevoli di agire impunemente visto che non è installato un impianto di videosorveglianza interno. Un adeguamento tecnologico che i gestori dell'impianto avevano già richiesto all'amministrazione comunale e che ora tornano a rinnovare. Stiamo parlando di un impianto che è a servizio del pubblico, gestito sì da una società, però che mettiamo a disposizione del pubblico, così che ci fosse questo tipo di accortezza, di aiuto, proprio per aiutarci a che questi episodi non continuino a verificarsi. L'unione fa la forza ed è la cosa che, tra virgolette, ci rincuora, perché comunque anche se fanno danni, la volontà di riaprire ed essere sempre più forti giorno per giorno è grande. Ognuno dovrebbe fare la sua parte, anche il comune? In teoria sì, noi aspettiamo adesso che ci diano tra virgolette una mano anche loro nel vedere che dopo 3 volte di uscita notturne di queste, non li voglio neanche chiamare uomini, non so neanche come definirli. Paura e sbigottimento in zona Palestro a Padova, dove 2 bimbi di appena 10 e 11 anni sono stati sorpresi mentre tentavano di intrufolarsi in un appartamento. Decisivo l'intervento di un residente che li ha rincorsi e bloccati in attesa della polizia. Sono da poco passate le 10 di mattina quando una donna, in soggiorno con il compagno, si accorge di un bambino sul balcone di casa. Ha appena scavalcato il parapetto e si dirige verso la porta finestra, lasciata aperta per il caldo. Lo spavento è tale da far accorrere anche il compagno, che vede il bimbo allontanarsi rapidamente e raggiungere un complice in giardino. I 2 fuggono, ma vengono inseguiti per le strade del quartiere e infine bloccati. L'uomo li accompagna verso l'abitazione, dove attende l'arrivo della volante, già allertata dalla compagna. Arrivata la polizia, si scoprirà che sono 2 bimbi di 10 e 11 anni. Accerteremo essere di 10 e 11 anni, i quali, visti scoperti, la finalità dell'intrusione era quella di commettere un furto. Visti scoperti scappano e il marito, richiamato appunto l'attenzione della moglie, li blocca, arrivano le volanti e quindi svolgiamo subito degli approfondimenti. Ci accorgiamo che si tratta di 2 bambini, uno aveva uno zaino, nello zaino un cacciavite da 25 cm utilizzato appunto per fare effrazioni di porte, finestre, di ingressi. Portati in questura per i rilievi, vengono identificati. Uno è un cittadino macedone di 10 anni, l'altro un cittadino italiano di 11. I 2 cugini riferiscono di essere partiti da soli da Bologna in treno alle prime ore del mattino.
Non essendo imputabili per età e non risultando familiari disponibili a raggiungerli, i minori vengono affidati a una struttura di accoglienza padovana, dopo che gli operatori hanno informato le procure minorili di Bologna e Venezia. Proprio in ragione della loro minore età, della loro assoluta non punibilità, una vicenda quasi di infanzia negata, perché adesso gli approfondimenti, visto che ancora oggi i genitori non si sono fatti vivi qui da noi in questura per quantomeno riprendersi in carico e cura soprattutto di questi due bimbi, e quindi abbiamo attivato con la squadra mobile tutti gli accertamenti anche per valutare dal punto di vista della responsabilità genitoriale provvedimenti a carico di quelli che saranno accertati essere i genitori. Ora i due bimbi sono in un contesto protetto, mentre la polizia cerca di rintracciarne i genitori. È chiaro che parliamo di bambini, per cui li abbiamo così collocati in questa struttura protetta e stiamo, cercando di rintracciare dei familiari, perché poi c'è anche un discorso, non avendo documenti, non avendo nulla, quindi di esattamente identificarli anche del loro interesse per adottare tutti quei provvedimenti che si renderanno necessari. E ancora da Padova, dove un uomo è stato picchiato a colpi di catena davanti alla fiera dove è in corso il Pride Village. La polizia è sulle tracce dell'aggressore, è riuscito a scappare. Rissa fuori dal Padova Pride Village in fiera tra due cittadini stranieri. Un uomo di 42 anni è stato ferito all'addome a colpi di catena. Subito è stato soccorso dagli agenti della Polizia di Stato che erano già sul posto per il servizio d'ordine pubblico e l'hanno trasportato in ospedale dove è stato operato d'urgenza. L'aggressore è fuggito abbandonando la bicicletta e il catenaccio usato per colpire il 42enne. La squadra mobile indaga per identificarlo. L'aggressione è avvenuta poco prima delle 3 di notte nei pressi di un ingresso della fiera. Gli agenti, presenti appunto per un dispositivo disposto dal questore in occasione della manifestazione, sono intervenuti subito dopo la segnalazione del personale addetto alla sicurezza. Sul posto la polizia scientifica ha eseguito i rilievi e sono state acquisite le immagini di videosorveglianza. Biciclette catena con tracce di sangue sono state sequestrate. Viola il divieto di avvicinamento alla famiglia che il giudice del Tribunale di Vicenza aveva disposto 5 giorni fa, e per questo viene arrestato a Grisignano di Zocco un cittadino italiano. È stato colto in flagranza di reato dai carabinieri che lo hanno rinchiuso in camera di sicurezza. Era riuscito ad entrare nella casa di famiglia che gli era stata interdetta a Grisignano di Zocco, bussando al mattino insistentemente alla porta fino a farsi aprire. È stato arrestato dai carabinieri un italiano di 32 anni che aveva violato il divieto di avvicinamento ai familiari e l'allontanamento dall'abitazione disposto il 4 agosto scorso. I militari della caserma di Camisano Vicentino hanno sorpreso l'uomo in flagranza di reato dopo essere stati allertati attraverso il numero di emergenza unico 112. Arrestato per non aver rispettato l'obbligo di mantenere la distanza di 1 chilometro dalle parti offese, il 32enne è stato infine rinchiuso nelle camere di sicurezza della caserma di Due Ville in attesa dell'udienza di convalida. A Treviso ora con il caso degli investigatori privati ingaggiati dall'ULSS 2 per controllare l'operato di alcuni dipendenti. La Regione Veneto ha inviato gli ispettori all'azienda sanitaria trevigiana. A breve è attesa la relazione con gli esiti. Dobbiamo aspettarci la risposta che gli ispettori inviati all'ULSS 2 raccoglieranno e ci faranno un panorama esatto di quanto accaduto e di quali saranno poi i provvedimenti che verranno a determinarsi a seguito di quanto raccolto dagli ispettori. Investigatori privati all'ULSS 2 per controllare che i lavoratori rispettassero gli obblighi contrattuali. Si muove anche la Regione Veneto con il direttore generale Giancarlo Ruscitti che ha inviato a Treviso gli ispettori. A breve è attesa la relazione dell'ispezione che dovrebbe far chiarezza sul mandato che l'ex direttore Francesco Benazzi ha assegnato tra gennaio e dicembre 2025 all'azienda Global Investigazioni per un budget di 130.000 euro più IVA. Nei giorni scorsi l'ex DG ha spiegato come l'incarico
incarico sia stato affidato per verificare su specifiche segnalazioni il presunto comportamento infedele di alcuni dipendenti dell'azienda sanitaria che dopo aver timbrato il cartellino facevano altro. Un'indagine interna, ha detto Benazzi, anche per tutelare la stragrande maggioranza dei dipendenti che lavorano con impegno e competenza e rischiano di restare danneggiati da poche mele marce. Se e quante fossero queste mele marce e cosa esattamente abbiano fatto al momento non è noto. Di certo il ricorso ad un'agenzia privata di investigazioni ha sollevato una bufera, con i sindacati che chiedono chiarimenti ed un incontro con l'attuale dirigenza dell'ULSS 2, ma anche all'interno del Consiglio regionale con le richieste dei consiglieri trevigiani Niccolò Rocco di Azione e Rossella Cendron delle Civiche Venete. L'annuncio del dottor Rusciti risponde al nostro desiderio di trasparenza. Non mettiamo in dubbio la legittimità dell'atto con cui è stata affidata un'indagine, ma sicuramente siamo di fronte a un'azione irrituale, motivo per il quale vogliamo capire di fronte a una spesa di denaro pubblico cosa abbia prodotto l'indagine. È giusto capire cosa abbia prodotto, dove si è andata a migliorare la qualità delle cure per i cittadini e soprattutto questo non deve diventare un modus operandi. Ricordiamoci che il tema del personale sanitario è il tema centrale per la cura, per cui se le risorse possono essere spese per altro forse è meglio. In più rimangono due questioni: la questione del trattamento dei dati che sono stati raccolti, come sono stati utilizzati, dove sono conservati, e in più assolutamente c'è la questione delle risorse. Sono stati impiegati più di 150.000 euro per un'azione investigativa. Siamo sicuri che non ci fossero altre modalità per ottenere lo stesso risultato? È fuori pericolo di vita ma con politraumi l'operaio padovano di 58 anni caduto da un tetto durante la ristrutturazione di una casa a Pozzuolo del Friuli. Trova ancora ricoverato in terapia intensiva ma non in pericolo di vita l'operaio di 58 anni, residente a Curtarolo, in provincia di Padova, caduto da un'altezza di 4 metri mentre stava rimuovendo la copertura di un tetto di un'abitazione a Pozzuolo del Friuli. L'uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio finendo a terra riportando politraumi. Soccorso dai colleghi in attesa dell'arrivo dei sanitari. Il personale infermieristico, constatata la gravità del suo stato di salute, ha allertato l'elicottero del 118 che in pochi minuti si è alzato in volo dalla vicina base di Campoformido per raggiungere il punto dove si è verificato l'infortunio. Dopo averlo stabilizzato è stato caricato sul velivolo e trasferito all'ospedale di Udine. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il personale del Dipartimento Prevenzione Infortuni dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale e i carabinieri della stazione di Mortagliano per quanto di competenza. Dalle prime informazioni sembra che il ferito e gli altri 2 operai presenti in cantiere stessero lavorando in nero. Sono in corso approfondimenti sulla loro posizione. Torniamo ora a Crocetta del Montello con la tragedia del piccolo Iaia. Sarà una perizia cinematica disposta dalla Procura a stabilire la dinamica dell'incidente mortale costato la vita al bimbo di 3 anni, lo strazio dei genitori. Siamo di lutto, rispettate il nostro dolore e basta. Il volto chino, la disperazione dello zio di Iaia che non si dà pace per la tragedia che ha sconvolto la sua famiglia. A casa dei parenti del piccolo in via Fantini i genitori sono chiusi in un dolore straziante, vogliono capire cosa sia accaduto quel drammatico giorno. Sì, chiediamo, fidiamo della legge italiana e speravamo che fanno la giustizia per sto bambino, perché è così, non ne ho parole. Ti posso solo chiedere com'era il piccolo? Non ho trovato parole, scusa. Non riesce nemmeno a parlare, vorrebbe raccontare del nipote di 3 anni, della sua passione per i motori, delle macchine, il suo sorriso, la sua vivacità. Ma ora è troppo presto, ora attendono le indagini e gli accertamenti delle forze dell'ordine. La procura ha già disposto la perizia cinematica per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Non sarebbe stato invece deciso per il momento l'esame autoptico sul corpo del piccolo. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti del 21enne residente a Pederobba alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente. La tragedia è avvenuta mercoledì scorso quando i genitori assieme al bambino e ai fratellini erano andati a giocare al parco.
Il giorno dopo sarebbero dovuti partire per andare un periodo in Marocco. Hanno attraversato la strada, ma Yahya, forse avendo sentito, ci raccontano, il rombo del motore, avrebbe mollato la presa della mamma e avrebbe attraversato proprio mentre stava sopraggiungendo l'auto. L'impatto violentissimo, i medici hanno provato tutto il possibile per strapparlo alla morte, ma sabato sera il suo cuore ha smesso di battere. Una strada pericolosa, ci raccontano i vicini che quel giorno hanno assistito alla tragedia. Erano tutte cose per cui gioco, le altre sere che veniva che mi sentiva minnovare. E dopo vedi tutti che corre, chi si attacca a urlare, perché aveva cosa che io ho visto c'è la cosa mamma per terra, perché l'ho visto per mani. E dopo ieri mattina ho visto papà e mi ha detto che dovevi attraversare. E lui si vede che voleva andare anche a lui che è scappato. Secondo lei dovrebbero fare qualcosa, mettere qualcosa su questa strada? Chi domanda, chi mette i salti o chi mette le telecamere, ma non so, non ne ho soldi, non voglio essere, non la, di solito tutta una burocrazia su tutto che non si... Ma così, mi dispiace perché... Corrono sì un po', tante volte a sera corrono forte, ma forte bene. Si dovrebbe fare qualcosa, secondo lei, mettere qualcosa? Ma non lo so, hanno fatto anche le rotonde più in giù per poter rallentare, ma non lo so. I genitori residenti in provincia di Piacenza attenderanno qui a Crocenta del Montello per poter riportare a casa il loro piccolo. E ancora furti in abitazione ma anche in attività commerciali. A Treviso è stato preso di mira il barbiere di via Montello. Le mie magliette dell'Inter, che ci tenevo molto, me le hanno portate via anche quelle che erano lì. È il danno peggiore che Igor Milanese ha subito dai ladri entrati nella notte forzando questa finestrella nella sua storica barberia di via Montello a Treviso, perché quelle nerazzurre non erano magliette qualsiasi. Barella, Lautaro e Esposito. Quelli sono un po' più difficili da recuperare. Da recuperare, insostituibili soprattutto. Un'azione fulminea, almeno stando alla gruccia piegata, è rimasta appesa al muro. L'amara sorpresa al mattino. Come tutti i lunedì vengo qua a fare un giro di ricognizione, mettere poi in ordine pulizie e robe varie, e mi sono trovato la porta finestra aperta, sforzata sotto. Niente, entro e mi è sparita tutta la mia attrezzatura, prodotti, fondo cassa. Adesso devo andare a riprendermi tutta l'attrezzatura perché altrimenti domani non si lavora e niente, questo è quanto. Tra l'infisso forzato e l'attrezzatura sottratta il danno ammonta a non più di 2.000 euro, ma sono le magliette che alla fine hanno fatto la differenza nel bottino. Sono le magliette quelle che... Quelle che erano più, sicuramente con valore molto più affettivo, soprattutto sicuramente le mie magliette, esatto, certamente. In 27 anni che sono qua è la prima volta che mi succede una cosa del genere, sì, non ho mai avuto neanche mai il minimo pensiero che mi potesse succedere una cosa del genere, anche perché appunto cosa vengono a prendere qua dentro. Per questo Igor pensa che sia stato un furto su commissione, visto che con le magliette dei campioni, un misero fondo cassa, qualche profumo e il dopobarba, i ladri si sono portati via tutta la strumentazione, compresi i rasoi elettrici. Degli attrezzi cosa se ne faranno? Io ho la mia idea, ma forse è meglio che me la tengo per me, perché si sono portati via le macchinette, i caricabatterie sono qua, quindi solo chissà può saperne che uso farne poi, ecco. E sono stati arrestati e si trovano in carcere a Santabona 2 giovani georgiani che sono stati individuati lo scorso fine settimana dagli agenti delle volanti dopo un furto in un condominio alla Piani. Siamo a 2 passi dalla questura di Treviso. È la prima volta che capita un furto in questo condominio? Direi proprio di sì, e mi sono spaventata perché io pensavo che questo fosse un condominio sicuro e invece purtroppo è successo anche qui. Questo è il commento di una delle residenti il condominio di Viale Montegrappa, preso di mira dai ladri lo scorso fine settimana. Un luogo considerato sicuro, considerando la vicinanza con la sede della questura alla Piani, che però non ha impedito a 2 georgiani senza fissa dimora di entrare e svaligiare uno degli appartamenti, approfittando dell'assenza dei proprietari. Erano al mare, sono rimasti a casa ieri mattina e poi sono ritornati al mare. A dare l'allarme uno dei vicini, insospettito dai rumori provenienti dall'appartamento.
Istantaneo l'arrivo delle volanti, che hanno iniziato a perlustrare la zona, individuando e fermando 2 giovani stranieri di 26 e 27 anni trovati in possesso di arnesi da scasso, mentre poco più in là avevano nascosto una borsa con della refurtiva restituita ai legittimi proprietari. I rilievi della scientifica, ancora visibili oggi, avrebbero permesso di individuare le impronte digitali lasciate dai 2 mentre forzavano il portone d'ingresso. Per questo sono stati arrestati per furto in abitazione e denunciati per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Provvedimento convalidato dal giudice con relativo trasferimento al carcere di Santabona. Inseguito da cani pastore sul Grappa, ciclista olandese si rifugia nel bagagliaio del pick-up. Stava percorrendo una strada sul Grappa quando ad un tratto è stato inseguito da alcuni cani, quasi sicuramente a guardia delle greggi presenti sul Pian della Bala. È stata una serata di terrore per un ciclista 47enne olandese che ha trovato un rifugio improvvisato. Si è nascosto nel bagagliaio con portellone aperto di un pick-up, probabilmente proprio il mezzo appartenente al pastore. L'allarme è scattato intorno alle 23:20 quando il ciclista ha contattato i carabinieri. Vista la situazione e la zona, i militari hanno richiesto l'intervento del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto assieme ad una pattuglia dei militari dell'Arma, i cani non erano più visibili ma si sentivano abbaiare a distanza. La squadra ha quindi caricato a bordo il ciclista e la bicicletta e lo ha accompagnato alla sua macchina parcheggiata a Semonzo. L'intervento si è concluso poco prima delle 3 quando il 47enne ciclista ha ripreso macchina e bicicletta e ha fatto rientro a casa. A Mogliano Veneto scatta la denuncia dopo gli atti vandalici ai campi sportivi di Via Ragusa, reti e recinzioni danneggiate, rotto, rifiuti abbandonati e persino la pompa dell'acqua spostata e lasciata aperta. Per ore a denunciare pubblicamente l'accaduto sui social è il sindaco Davide Bortolato, che parla di una situazione inaccettabile. Le recinzioni erano state sistemate appena nel 2024 con risorse pubbliche. Il comune sta ora cercando di individuare i responsabili ed il primo cittadino annuncia una denuncia contro ignoti. I carabinieri: chi danneggia un bene pubblico danneggia tutta la comunità, sottolinea Bortolato, ringraziando invece i residenti che hanno segnalato i vandalismi e sono intervenuti per limitare i danni. Ed un incendio è divampato a San Biagio di Callalta in via Bosco a prendere fuoco un trattore e poi anche dei materiali che si trovavano sotto un ricovero agricolo. Molto spavento ma nessun contuso in via Bosco a San Biagio di Callalta quando verso le 10 del mattino un incendio è divampato in un ricovero di mezzi e attrezzi agricoli nell'azienda Nascimben. L'incendio è partito da un trattore, propagandosi poi al resto dei materiali posti sotto alla tettoia, molti dei quali in gomma e plastica, che hanno certamente rilasciato fumi tossici. La colonna nera che si è alzata è stata visibile per alcuni minuti anche a grande distanza. Sul posto sono intervenuti immediatamente 2 mezzi del Vigili del Fuoco della sede centrale di Treviso con 7 operatori che hanno spento le fiamme, riuscendo a delimitare l'incendio non facendolo arrivare anche al deposito adiacente. Nessun danno ad animali e persone, anche se il titolare dell'azienda è stato precauzionalmente trasportato in ospedale dal SUEM 118, intervenuto sul posto per un controllo a seguito dei fumi inalati. Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'area sono durate diverse ore. Sul posto presenti anche i carabinieri e la polizia locale di San Biagio di Callalta. Si esclude per il momento l'ipotesi dolosa, più probabile che l'innesco sia stato causato da qualche operazione di lavoro non eseguita correttamente. Sul litorale veneziano, ora dove si sono vissuti momenti di paura, a Bibione, quando un uomo ubriaco si è scagliato contro la polizia locale e i bagnini. Momenti di tensione sulla spiaggia di Bibione, dove un uomo originario dell'est Europa in evidente stato di alterazione ed ebbrezza è stato arrestato dopo aver aggredito bagnini e agenti della polizia locale. L'uomo si era inizialmente sistemato sotto un ombrellone non suo. Alla richiesta dei bagnini di allontanarsi ha reagito con minacce e atteggiamenti aggressivi e violenti nei loro confronti. L'intervento di 2 pattuglie della polizia locale non è bastato a calmarlo. L'uomo ha sputato contro gli agenti e ha tentato di colpirli
con calci. Gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo e a mettere in sicurezza la zona particolarmente affollata di turisti e bambini. Trasferito al comando di Via Maia, ha danneggiato l'auto di servizio e alcune sedie negli uffici. Dagli accertamenti è emerso inoltre che il documento esibito era falso e che l'uomo, che si è scoperto essere moldavo e non romeno come aveva detto d'essere, aveva diversi alias. È stato arrestato per resistenza, danneggiamento aggravato e possesso di documenti falsi, quindi trasferito nel carcere di Pordenone, dove il giudice ha disposto la custodia cautelare. Ed è stato convocato con 2 giorni d'anticipo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per il Ferragosto nel Veneziano, deciso l'aumento delle forze dell'ordine su tutto il territorio, in particolare nei luoghi della Movida e nel centro di Venezia e Mestre, attenzione anche nelle stazioni. Più uomini e più controlli in vista del ponte di Ferragosto è quanto deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in via eccezionale e con 2 giorni di anticipo proprio per organizzare per tempo il dispositivo di sicurezza. L'obiettivo è gestire l'aumento delle presenze previsto nelle località balneari e nelle aree della Movida, garantendo sicurezza, viabilità e ordine pubblico. Sotto osservazione soprattutto Jesolo, Bibione, Caorle, Chioggia Sottomarina, Sandona di Piave, ma anche il centro storico di Venezia e Mestre. Grandi attenzionate anche le stazioni dei treni e Corriere. In campo ci saranno tutte le forze dell'ordine insieme alle polizie locali, ai vigili del fuoco, alla Capitaneria di Porto e al SUEM 118. Potenziati anche i servizi in mare nelle aree portuali e aeroportuali, nelle stazioni ferroviarie lungo le principali strade e autostrade. Particolare attenzione sarà dedicata alla Movida con controlli contro furti, borseggi, spaccio, violenza e abusivismo commerciale. Nel mirino anche eventuali feste abusive che possono provocare disturbo della quiete pubblica. La sicurezza non va in vacanza, ha sottolineato a margine dell'incontro il prefetto di Venezia Darco Pellos. Un secondo comitato intanto è già fissato per il 18 agosto, a 3 giorni da Ferragosto, proprio per fare il punto sui risultati dei controlli e sull'andamento della giornata. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Rieccoci in diretta con Focus TG, continuiamo con la cronaca. Sono ricoverate a Padova con gravi ustioni alle gambe ma non in pericolo di vita le 2 persone rimaste coinvolte nell'incendio di una barca ieri all'altezza di Fusina, sulla laguna di Venezia. I bambini stanno bene, i 2 adulti hanno invece ustioni gravi alle gambe. Non sono in pericolo di vita, ma sono ricoverati al centro grandi ustionati di Padova. Tutti, seppure con conseguenze diverse, sono rimasti coinvolti nell'incendio dell'imbarcazione con la quale stavano navigando sulla laguna di Venezia domenica pomeriggio. L'incendio è scoppiato mentre la barca si trovava nel canale Cunetta a Fusina, sollevando una densa colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto è intervenuta un'autopompa lagunare dei Vigili del Fuoco di Dorsoduro. Nel frattempo gli occupanti erano stati soccorsi da un'altra imbarcazione di passaggio. 2 persone a bordo, come detto, sono rimaste ferite e affidate immediatamente alle cure del personale sanitario del SUEM 118, mentre la squadra dei Vigili del Fuoco provvedeva allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'imbarcazione e dell'area interessata. Ed ora a Vicenza i plateatici in corso Santi Felice e Fortunato sono stati tolti in attesa dei lavori per il Metrobus. La rabbia dei commercianti, ci racconta tutto Daniele Garbin. Ancora qualche giorno e possiamo vedere Corso San Felice in questo modo, questo tratto che va fino a Viale Milano, mantiene questo senso unico circolazione, una pista ciclabile, ma ancora qualche giorno e poi cambierà per sempre, almeno nell'intenzione dell'amministrazione comunale che ha fissato a Ferragosto la data definitiva per lo sgombero di quel plateatico e la rimozione di una gru che è appena stata rimossa. Ha intenzione di far passare un doppio senso di circolazione gli autobus in previsione dell'arrivo del BRT, una soluzione che per il
residenti e commercianti significa una rivoluzione del quartiere, una cosa che non vogliono perché obbligherà i negozi a chiudere. Ecco perché dichiarano battaglia. Queste attività commerciali saranno private a giorni del loro plateatico e quindi della possibilità di usufruirne soprattutto in estate, che è uno dei momenti migliori per loro. Questo è l'inizio veramente probabilmente della distruzione di San Felice. Lo stiamo già vedendo, questo lo diciamo da molto tempo come comitato. E quindi oggi noi, già preoccupati da molto tempo, ribadiamo il fatto che si potevano aspettare i 3 anni per fare questa operazione, visto che il bus elettrico non passerà subito. L'amministrazione farà passare dei bus a gasolio, quelli attuali, in questo doppio senso, come ha già deciso, come ce l'ha imposto, non ascoltando la cittadinanza, non ascoltando le 1100 firme. Dovrà sparire questo plateatico che è a fianco e la gru dietro cosa serve? Il plateatico dovrà sparire entro il 14 di agosto perché poi inizierà il cantiere. La gru che era inerente a dei lavori per una proprietà dovrà sparire perché in ogni caso qua il doppio senso verrà fatto. Quindi questa è la sostanza. Già il primo tratto di San Felice è già stato sgomberato, quindi le operazioni vanno velocissime. 13.000 euro abbiamo speso per il plateatico, io e il mio amico della polpetteria, e adesso entro la settimana prossima dobbiamo farlo sparire. Qua abbiamo 4 tavolini, quindi se va così io chiudo, e questa è la pasticceria più vecchia di Vicenza adesso che lavora. Quindi vedano loro, tanto si sa che non faranno niente. Però non alzate bandiera bianca ancora? No. La gru in movimento ci dà il tempo di quello che sta succedendo a San Felice. San Felice avrà il doppio senso, come ha deciso l'amministrazione, noi non siamo d'accordo con loro. A settembre riprendiamo sicuramente iniziative e quant'altro serva per opporci, richiamiamo tutta la cittadinanza a voler bene anche a questa via e ricordiamo soprattutto ai cittadini vicentini che forse questa scelta deve essere rivista fra 2 anni che si vota. Il caldo intenso di queste ore non si placa. La Protezione Civile del Veneto ha prolungato anche per i prossimi giorni l'allerta gialla per disagio fisico da calore su tutto il territorio regionale. Quindi continua l'appello soprattutto alle persone fragili e ai lavoratori di fare la massima attenzione, visto che le temperature continueranno ad essere elevate. Temperature elevate e siccità è l'allarme di questa torrida estate. Gli agricoltori appunto dicono che la situazione è davvero preoccupante, sarà ancora peggio del 2022. Il 2026 ha superato il 2022 in termini di estrema siccità e temperature estremamente elevate. Questo ha comportato in tutto il Veneto più di 300 milioni di euro di danni e nella bassa padovana, dal Montagnanese al Conselvano, danni superiori ai 50 milioni di euro. Lanciano l'allarme gli agricoltori della CEA di Padova. La crisi idrica che sta colpendo il Veneto e la provincia di Padova avrà conseguenze peggiori rispetto al 2022. La situazione nella bassa padovana è già drammatica. Questa spiga è circa la metà di quello che dovrebbe essere, cioè 25-30 centimetri. E poi vediamo ancora un'altra anche qua col famoso naso, e questa è la situazione dei nostri terreni nella bassa padovana, dove da 2 mesi praticamente non piove. Sono venuti circa 30 mm di pioggia nell'inizio del mese di luglio e quindi, come si nota, la soia soprattutto nel terreno sabbioso è persa, diciamo, al 100%, poi invece in altre aree un po' meno sabbiose qualcosa si raccoglie. Lo stesso vale per il mais. Anche Coldiretti avvisa che i raccolti sono a rischio e mette in guardia sugli sviluppi futuri del comparto. Il futuro quale sarà? Sicuramente quello di privilegiare semine autunnali, quindi grano tenero, grano duro, orzo, il colza e anche un po' il girasole, ma soffre tantissimo come l'erba medica. Abbiamo visto anche dell'erba medica che soffre, che di solito una pianta perennante non soffre la siccità, ma anche in questo caso soffre tantissimo. Senza acqua nel periodo e tanta acqua nel periodo estivo, purtroppo l'agricoltura in queste zone non si potrà più fare.
Per Confagricoltura la richiesta a governo e regione è di individuare dove creare accumuli d'acqua. Chiediamo alle autorità di fare uno sforzo di progettualità rispetto alla creazione di sistemi di contenimento dell'acqua quando abbiamo queste grosse precipitazioni che ormai caratterizzano il nostro clima, per far fronte poi ai momenti di carenza come è avvenuto quest'estate. E continuiamo con la siccità, perché la situazione è davvero critica anche per il Consorzio Brenta. Abbiamo intensificato le turnazioni, rese ancora più stringenti, per cui siamo riusciti a risparmiare ancora un po' di acqua. Ci auguriamo che riusciamo ad andare avanti quasi una settimana, continuando con le restrizioni forti che abbiamo messo in atto questi giorni. Le piogge della settimana scorsa in montagna hanno rimpinguato un po' il lago del Corlo e di conseguenza ci permettono di attingere un po' di più di acqua. Emergenza siccità. Secondo le previsioni, ieri, domenica 9 agosto, le riserve delle dighe si sarebbero dovute esaurire. In realtà, e per fortuna, le piogge cadute in montagna negli ultimi giorni hanno permesso di guadagnare ancora un po' di tempo. Ma l'allarme resta alto. Il territorio sta soffrendo, i fiumi sono sempre più asciutti e l'agricoltura è in difficoltà. A Tezze, nel fiume Brenta, di acqua non ce n'è più. È veramente critica perché effettivamente a Tezze non si vede acqua e di conseguenza è un po' in difficoltà. Teniamo presente che per venire incontro anche alle esigenze del mondo agricolo la Regione ha dato una deroga per il minimo del flusso vitale, diminuendolo, e quell'acqua noi l'abbiamo recuperata per distribuirla nel territorio. Anche questo ci permette di risparmiare un po' di acqua dello svaso della diga del Corlo. Nel frattempo il caldo è inarrestabile, la pioggia quasi assente, si vive di speranze. Speriamo che la settimana prossima arrivi qualche pioggia, di conseguenza si va a migliorare. Teniamo presente che le colture ormai sono arrivate alla fine, il problema più grosso è per le orticole che stanno per essere trapiantate in questo momento e hanno bisogno di acqua, ma è anche vero che hanno bisogno di molto meno acqua rispetto a colture tipo mais e cereali. Metteremo in atto altre azioni per i prossimi anni per trattenere l'acqua e per utilizzarla in miglior modo. E disagi sul Grappa, con residenti ed attività commerciali rimaste senza acqua. Dopo settimane arriva l'intesa tra i comuni ed ETRA per superare le criticità. Sul Monte Grappa anche aprire un rubinetto è diventato un problema. Di estremo disagio la condizione in cui versa un residente di 90 anni che da giorni per lavarsi è costretto a usare l'acqua delle bottiglie. A raccontarlo alla nostra redazione è il figlio, che insieme a diversi altri abitanti e commercianti della zona hanno segnalato una situazione che si trascina ormai da settimane. L'acqua manca, in un'estate segnata da una profonda siccità il disagio si fa ancora più pesante. Per le famiglie significa doversi organizzare anche per le necessità quotidiane, per le attività commerciali, fare i conti con un servizio essenziale che viene a mancare. Se fino a poco tempo fa era la protezione civile che si faceva carico di portare acqua a famiglie e attività più isolate, ora la palla è passata ad ETRA, anche se con qualche ritardo. L'acqua per chi risiede sul Grappa viene pagata come chi abita in pianura e il trasporto invece diventa un costo a carico di ETRA come investimento, dato che è impossibile che nel giro di poco tempo si riesca a realizzare qualsiasi tipo di acquedotto sul Grappa. Che cosa è stato fatto? È stata attivata una procedura, è stato attivato un nuovo sistema di accesso a questa possibilità, però evidentemente è stato un travaglio. Dopo settimane di disagio è arrivata però finalmente una svolta. I sindaci del massiccio del Grappa del lato vicentino assieme ad ETRA hanno raggiunto un accordo. Nel corso della scorsa settimana, infatti, e grazie anche a un numero verde dedicato e a delle procedure più snelle, tutti i residenti che abitano sul Grappa e le attività commerciali lì stabilite possono richiedere questo servizio e nel giro di poco tempo saranno riforniti, quindi con le agevolazioni che vi dicevo prima, il costo dell'acqua al metro cubo come in pianura e invece il trasporto a carico di tutti noi. Buone notizie anche per i non residenti.
Abbiamo deciso come comuni del Vicentino, dell'area del massiccio del Grappa, di attivare il COC, il centro operativo comunale, quindi attivando la protezione civile. Ci siamo rivolti alle protezioni civili che hanno disponibilità di botti, nel nostro caso è la protezione civile di Crespano, la AVAP di Crespano del Grappa, per cui chiamando direttamente loro a dei numeri e dei contatti che renderemo disponibili sul nostro sito sarà possibile avere la fornitura d'acqua a prezzo agevolato. Per quanto riguarda residenti e attività commerciali, questa procedura non ha una scadenza proprio perché si sostiene l'attività di chi è sul Grappa, mentre per i non residenti il COC sarà attivo fino al 15 settembre, che è la data di solito entro la quale un po' la montagna poi cessa la sua attività turistica. Ecco, mentre la pianura ribolle di calore e questa anche ennesima ondata sembra non terminare mai, si affollano sempre più le nostre montagne e proprio in montagna andiamo per il nostro approfondimento di oggi, che è dedicato ad un'iniziativa che l'ULSS 1 sta portando avanti, l'ULSS 1 di Belluno Dolomiti, ed è quella della misurazione della pressione in quota. Abbiamo con noi in collegamento, e lo ringrazio per essere nostro ospite, il dottor Jacopo Fagherazzi, responsabile dell'unità operativa prevenzione delle malattie croniche non responsabili, programmi di screening e promozione della salute. Dottor Fagherazzi, allora un'iniziativa questa che ritorna, e in che cosa consiste e a chi è rivolta? Buongiorno, innanzitutto grazie per l'invito per questo approfondimento. L'iniziativa che ormai è nata ancora nel 2022 in collaborazione con l'Istituto Oxologico, la Società Italiana di Ipertensione Arteriosa, la Società Italiana di Medicina di Montagna e la Commissione Medica del CAI, si svolge ormai da diversi anni nei rifugi. Siamo partiti nel 2022 facendo qualche rifugio, pochi, poi con gli anni siamo cresciuti ed è rivolta a tutte quelle persone che passano nei rifugi durante le loro camminate, escursioni, proprio per avere un riscontro di salute del loro stato dal punto di vista di pressione arteriosa, in quanto sappiamo che l'andare in quota, l'alta montagna, quindi al di sopra dei 2500 metri, comincia a essere già un momento in cui il nostro corpo deve mettere in atto dei sistemi di compensazione, perché ci troviamo di fronte a una rarefazione della percentuale di ossigeno presente nell'aria, e questo nelle persone sia che hanno già problemi di ipertensione sia nelle persone che non li hanno può indurre uno stato di ipertensione, si dice appunto ipobarica, cioè in presenza di poco ossigeno. E misurare la pressione all'interno dei rifugi è un momento per cogliere l'occasione per dare anche dei messaggi di salute, sia legati per l'appunto all'ipertensione sia legati ad altre tematiche. Ecco, altre tematiche, per esempio, ne prendo spunto, dottore, perché stavamo vedendo le immagini di una delle edizioni precedenti, che sono quelle dell'esposizione solare, no? Perché in questo periodo, tra l'altro di grande caldo e di grande soleggiamento, chi va in montagna e si impegna insomma in delle camminate, delle passeggiate, soprattutto se è in quota, si espone anche alle radiazioni solari, magari anche in orari nei quali insomma sarebbe meglio prestare la massima attenzione. Quindi anche in questo senso voi fate prevenzione ed informazione. Esattamente, per la maggior parte della popolazione il proteggersi dai raggi solari è legato al mare come ambiente. Non in tanti, anche se negli anni è cresciuta la consapevolezza, ma non in tanti ragionano sul fatto che in alta montagna nella realtà l'esposizione ai raggi solari è molto elevata
e soprattutto magari camminando in determinati orari si è esposti a una quantità di radiazioni di raggi UV elevata, e l'indicazione è sempre quella di utilizzare innanzitutto delle schermature definite meccaniche, ossia la maglietta, il cappellino, gli occhiali da sole, ma anche quelle schermature come la crema solare che deve essere sempre posta sulla nostra pelle, possibilmente con un fattore di protezione di 50 più SPF, e proprio per questo noi diamo questi consigli su come comportarsi in montagna anche da quel punto di vista. Distribuiamo anche dei campioncini di crema, o comunque diamo la possibilità agli escursionisti di potersela mettere. Ricordo che però la crema andrebbe posta più volte durante una camminata se dura diverse ore, quindi ogni 2-3 ore sarebbe bene rimetterla, riporla sulla nostra pelle, proprio per essere coperti e per evitare quelli che sono poi i danni alla nostra cute. Sappiamo che il sole danneggia il DNA della nostra pelle e a lungo andare aumenta, è un fattore di rischio per l'insorgenza di problematiche cutanee quali carcinoma basocellulare oppure il melanoma. Ecco dottore, ritornando al tema della pressione, della misurazione della pressione, in queste giornate di caldo torrido, in quest'estate di caldo torrido, sono davvero in tanti ad avere scelto proprio la montagna come meta di vacanza per trovare un po' di refrigerio. Anche molti anziani magari salgono un po' proprio per stare un po' più al fresco. Quali consigli è opportuno dare in questo senso, soprattutto alle persone anziane, che solitamente sono quelle che maggiormente soffrono di ipertensione quando vanno in montagna? Sì, beh, la prima regola è quella di stare attenti al proprio corpo, ai sintomi che possono venire fuori durante la salita in montagna. Come dicevo prima, già sopra i 2500 metri si cominciano ad avere i primi segni di quello che a lungo andare può diventare il mal di montagna, e quindi bisogna stare attenti a eventuali capogiri, palpitazioni o comunque segni che il nostro corpo ci dà di uno stato di malessere. Quando si va a fare delle escursioni in montagna più impegnative, salendo anche a quote superiori, vi sono poi anche dei protocolli che di solito vengono consigliati alle persone che fanno escursioni in alta montagna. Prima fra tutti comunque bisogna stare attenti che l'aumento di quota sia graduale, in modo che il nostro corpo possa adattarsi un poco per volta, e dopodiché appunto ci sono dei protocolli che però è bene seguire, ma avendo prima fatto magari una visita, ripeto, parliamo di escursioni impegnative magari che durano diverso tempo, in ambulatori che si occupano di medicina di montagna. Per il resto appunto bisogna sempre ascoltare il proprio corpo, e nel momento in cui si hanno appunto sintomatologie che ci fanno pensare che il nostro corpo non sia adattato all'alta montagna, il consiglio è sempre quello di scendere di quota. Vi sono poi anche delle attenzioni che si possono porre dal punto di vista farmacologico, però quelle di solito vengono in un secondo momento. La prima cosa è sempre la discesa di quota, perché è quella che di solito tende a ristabilire la situazione ottimale nel nostro corpo. Ecco, un'ultima domanda prima di chiudere, dottore, per chi anche non affronta delle salite di quota così impegnative, ma comunque magari soffre di ipertensione e prende già dei farmaci per questo, come si deve regolare, anche se magari non sale sopra i 1200-1300 metri di quota? Sì, se la terapia ipertensiva che è in atto e che il paziente prende stabilizza la situazione, non ci dovrebbero essere grosse problematiche se non si sale troppo di quota.
L'importante è seguire le buone norme, insomma, di comportamento in montagna, quindi ovviamente stare attenti anche dal punto di vista di assunzione di zuccheri per eventuali cali glicemici, o una buona idratazione, come dicevamo prima anche l'esposizione al sole. Per quanto riguarda l'ipertensione, diciamo che se non si sale su quote troppo elevate, fortunatamente non ci dovrebbero essere grosse problematiche, quindi la persona può stare tranquilla. Se ci sono dubbi o se l'ipertensione comunque non è stabilizzata, i valori pressori sono acuti, elevati già prima di salire in montagna, il consiglio è quello comunque di rivolgersi al proprio medico di base, eventualmente per stabilizzare la situazione e migliorare la terapia farmacologica, e ripeto, stare attenti a quelli che sono i sintomi che il nostro corpo ci comunica. Certo, io la ringrazio allora per essere stato con noi. Rinnoviamo l'appuntamento, la prossima tappa, il prossimo rifugio quale sarà, dottore? Dove vi vedremo questo venerdì saremo sul Monte Antelao, dove appunto faremo una giornata di misurazione della pressione, e poi aspetti che non ricordo la data precisa, il 22 di agosto saremo al rifugio San Sebastiano, sempre per una giornata di misurazione della pressione arteriosa in alta quota. Grazie, allora io la ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro al dottor Jacopo Fagrazzi dell'ULSS 1 Belluno Dolomiti, grazie ancora. Grazie a voi ancora. Un saluto, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, Focus TG, parlavamo poco fa del grande caldo, dell'allerta gialla che è stata estesa anche ad oggi e a domani, grande caldo che sta mettendo in difficoltà anche numerose manifestazioni che sono programmate in questo periodo nel territorio, a partire dalle sagre dove si ricorre davvero a tutti gli espedienti per cercare di attenuare la calura sotto i capannoni. Ci aggiorna Marta Zatta. È tutto pronto per la Sagra di San Rocco, una festa che da oltre 30 anni è viva nel territorio di Tezze sul Brenta. Purtroppo però queste realtà sono sempre più messe in difficoltà da diversi problemi come le pressioni fiscali, la difficoltà anche di reperire volontari e soprattutto il gran caldo di questi giorni. Io sono in compagnia di Fabio Cerantola, che è il presidente di questa bellissima festa che appunto da oltre 30 anni fa mantenere vivo anche il territorio di Tezze sul Brenta. Lo dicevamo, Fabio, allora un periodo difficile per queste realtà. Assolutamente sì, è un periodo difficile per vari motivi, perché è un periodo di vacanza innanzitutto e tante persone sono in ferie, e soprattutto per il caldo che ci sta mettendo molto in difficoltà. Per questo il Comitato Festeggiamenti San Rocco, che organizza la Sagra, si è mosso in anticipo e siamo andati a noleggiare dei raffrescatori adiabatici per dare un po' di sollievo alla gente. Ce ne saranno 3 nello stand principale, 1 in cucina perché i volontari devono essere anche loro raffrescati, e 2 nell'area giovani. Ecco appunto anche la difficoltà di reperire volontari in queste realtà, sia il periodo, sia, l'ha detto lei, di festa, ma è una cosa che si sta perdendo un po' nel tempo. Sì, una volta c'era un modo più vivo di vivere la comunità, adesso si tende a rimanere chiusi in casa e a confrontarsi un po' meno con la gente. Fortunatamente noi abbiamo 250 volontari circa che ci danno una mano, però c'è bisogno sempre di nuove leve perché l'età avanza per tutti e abbiamo bisogno di rimpolpare le nostre fila di volontari. Per il momento ci riusciamo, ma siamo sempre alla ricerca e facciamo sempre appelli perché la gente venga coinvolta e ci dia una mano. Un altro tema è quello della pressione fiscale, nella quale queste realtà sono sempre più messe in difficoltà anche. Sì, è un altro tema che ci mette in difficoltà, oltre a quello anche alla varia burocrazia, alle
normative sempre nuove e sempre più stringenti che stanno un po' mettendo in difficoltà un po' tutte le sagre. Noi ci attrezziamo e le seguiamo a norma tutte quante, però è sempre più difficile organizzare le sagre anche per questo. Però queste sagre esistono, sopravvivono e vivono anche per persone come voi. Se la senti, non so, magari anche di lanciare un appello a mantenere vive queste tradizioni che fanno parte proprio del territorio. Assolutamente sì, c'è bisogno di queste feste, perché in queste feste la gente si ritrova, rivive di nuovo come era una volta la comunità, ed è bello viverle anche da volontari, perché da volontari si ride, si scherza, ci si appassiona e si viene coinvolti in un gruppo che altrimenti non si sarebbe potuto vivere in questa maniera qui. Ed ora a Belluno, dove si è conclusa da poco la cerimonia di inaugurazione della pista ciclabile di via Tiziano Vecellio, un'opera attesa da anni. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. A Belluno in via Tiziano Vecellio per l'inaugurazione ufficiale della pista ciclopedonale attesa davvero da molto tempo, con il sindaco mezza giunta al completo, anche i consiglieri comunali, capogruppo, perché questo è un intervento assai importante per la città. Vero sindaco, ci racconta in poche parole come è nato lo sviluppo di questo progetto che, lo ricordiamo, era stato pensato dalla passata amministrazione anni 2018-2019. Sì, questo è un progetto che parte con la rigenerazione urbana 1, quindi dal progetto Belluno ancora negli anni 2018-2019, dalla precedente amministrazione, che poi sugli anni abbiamo portato avanti. Oltre agli interventi fatti in centro su via Lambioi e il parco fluviale in destra Piave, c'è anche questo pezzo di ciclabile per portare sicurezza in questa via, che è un'entrata della città. Abbiamo fatto questi 545 metri di nuova pista ciclopedonale. Manca ancora qualche pezzo che abbiamo comunque già aderito a dei bandi regionali e anche nazionali per riuscire a rendere uniforme questa ciclopedonale che parte comunque in centro e va fino a Ponte nelle Alpi. Speriamo che siamo in graduatoria, ma non è ancora stato finanziato, speriamo che magari lo scorrimento di graduatoria ci porti a avere il finanziamento per proseguire. Intanto questo progetto fa parte di un progetto molto più ampio, che è quello che comprende anche la progettazione dell'area di Lambioi, del parco fluviale. Giusto ieri, signor Sindaco, l'ex assessore Franco Roccon, a proposito della situazione del parco fluviale, che ancora non è stato ufficialmente aperto, ha detto che come è accaduto per questa pista che è già operativa da diverso tempo, si sarebbe potuto rendere operativo anche perlomeno il parco fluviale. Ha ragione Roccon, o come stanno le cose? Ma il cantiere si è chiuso il 30 luglio, quindi dal 31 luglio siamo aperti, quindi abbiamo inaugurato questa pista, andremo a inaugurare lì. Poi sai, le idee sono tante, io credo che quando amministri sicuramente devi tener conto di tante cose. Adesso in autunno apriremo il bando, quindi lanceremo il bando, speriamo che qualcuno sia intenzionato ad aderire, però ecco che si poteva fare diversamente, per l'amor di Dio non dico nulla, è un'idea di Roccon, io lo ringrazio per il lavoro che ha fatto anche su quest'opera. Però insomma, conoscendo anche i tempi dell'amministrazione, credo proprio che quello che dice non sia stato possibile, tant'è che lo faremo uscire in autunno. Invece, a proposito della sicurezza, è di ieri la notizia della progettazione per la messa in sicurezza di uno dei punti nerissimi della viabilità cittadina. Parliamo dell'incrocio di via San Gervasio con viale Europa nella zona di Mier, e anche lì insomma siete pronti per partire? Sicuramente sì, lì abbiamo fatto veramente un lavoro enorme in questi mesi, perché volevamo dare sicurezza a quell'incrocio, perché tanti incidenti, ma soprattutto anche il rischio per i pedoni, perché quello passaggio pedonale non è assistito e non è nemmeno anche di notte illuminato. Abbiamo investito 131.000 euro di quei fondi FOSMIT che appartenevano all'Unione Montana
La realizzazione sarà attraverso l'Unione Montana Valbelluna, quindi c'è già questa collaborazione. I lavori partiranno già dalla settimana prossima dopo Ferragosto e mi auguro con tempistica di rimanere dentro con l'inizio della scuola. Renderà più sicuro sicuramente il passaggio delle auto ma anche dei pedoni, perché sarà rifatto il passaggio pedonale, intanto quello che è lì sbiego sull'incrocio, che sarà anche illuminato e sarà anche per i non vedenti, mentre sarà realizzato un altro davanti proprio la chiesa per dare proprio sicurezza ai pedoni. Quindi mi auguro che questo intervento possa dare sicurezza più alla città. Ho tanti anni che chiedono e anche questo è un altro impegno che abbiamo assunto come amministrazione che presiedo. Ecco, la sicurezza sopra ad ogni cosa, quindi via San Gervasio e l'incrocio di San Gervasio. Questa ciclo pedonale che abbiamo detto essere attesa da moltissimi anni e dunque ci avviamo a una riprogettazione, a un ripensamento della città in ottica futura. Restiamo nel bellunese con i crolli che si sono verificati nelle ultime settimane, soprattutto nell'area del Pelmo, episodi che riportano l'attenzione sulla fragilità delle Dolomiti in queste settimane, segnate dal grande caldo. Prima il boato, poi la polvere che si alza dalla parete e si allarga nel cielo e il Pelmo che torna a far sentire la propria voce. Ieri 2 distacchi di roccia a circa 15 minuti l'uno dall'altro hanno interessato il versante compreso tra Passo Staulanza e Forcella Valdarcia. Una sequenza che ha subito fatto scattare i controlli. Soccorso alpino e vigili del fuoco hanno verificato la zona anche con l'elicottero per escludere la presenza di escursionisti coinvolti. Nessun ferito, nessun disperso. Il materiale è precipitato nel grande catino alla base della parete senza raggiungere il sentiero, ma il dato che preoccupa è la frequenza. Sul Pelmo infatti altri distacchi erano già stati registrati nelle scorse settimane, compresa una serie di crolli sul versante nord-ovest alla fine di luglio. Il precedente più drammatico resta quello del 30 agosto 2011, quando proprio sul Monte Pelmo una grande frana travolse e uccise i 2 soccorritori del soccorso alpino bellunese, Alberto Bonafede e Aldo Giustina, impegnati nel recupero di 2 alpinisti infortunati. Dietro questa successione di episodi c'è anche una montagna che sta cambiando. Secondo gli esperti del CAI, alle quote più elevate il progressivo scioglimento del permafrost sta venendo meno a quella sorta di effetto collante che contribuisce a mantenere compatta la roccia. Con temperature dello zero termico che hanno raggiunto quote molto elevate, aumentano dunque le condizioni favorevoli ai distacchi anche sulle pareti meno esposte al sole e c'è un elemento di sicurezza che torna inevitabilmente al centro dell'attenzione. Il sindaco di Borca di Cadore, Luca Olivotto, sta attendendo la relazione tecnica per decidere se interdire o meno l'accesso anche ai sentieri sottostanti alla zona dei crolli più recenti. Il consiglio degli esperti in questa fase è chiaro: evitare le arrampicate sulle pareti più esposte e soprattutto non sostare alla base dei grandi versanti, perché il Pelmo continua a regalare uno spettacolo imponente, ma in questi giorni, prima ancora di ammirarlo, bisogna ricordarsi che è una montagna viva. Cerca di placare sul nascere la polemica ferragostana sull'emergenza piccioni il comune di Padova. Alcuni cittadini infatti avevano scritto una mail segnalando la sofferenza di questi pennuti a causa della chiusura della fontana in Piazza delle Erbe. La siccità e i suoi effetti sono sotto gli occhi di tutti, ma fanno spese non sono i piccioni stanziali tra Piazza dei Frutti e Piazza delle Erbe, le banchi del mercato ed il salone. Spegne sul nascere una polemica ferragostana il comune di Padova che stila un bollettino sulla salute di questi volatili che spesso sono stati considerati fastidiosi ai abitanti a causa del guano. Cittadini preoccupati che potessero patire la sete si sono infatti rivolti attraverso la posta elettronica al comune scrivendo che la chiusura della fontana di Piazza delle Erbe era causa di grave criticità. Dotati di ali, come testimoniano queste foto, i piccioni hanno ben pensato di coprire in volo i circa 50 metri in linea d'aria che li separano dalla fontana di Piazzetta Garzeria, aperta perché dotata, a differenza di quella di Piazza delle Erbe, di un sistema di ricircolo. Il comune ricorda che la chiusura della grande fontana, simbolo della piazza, risponde alle disposizioni emanate dal presidente della Regione Veneto, stante le attuali condizioni climatiche.
L'ufficio tutela animali di Palazzo Moroni è comunque a disposizione e così la nota si chiude. Semestre filtro per l'accesso a medicina, critico sull'aumento del numero dei posti, l'ordine dei medici di Padova. Si rischia di avere una medicina a 2 corsie con una diversità tra chi può permettersi l'accesso alle facoltà private. Saranno 30.000 i posti a disposizione per gli studenti che in Italia vorranno seguire i corsi di medicina. Un passo in avanti, certo, rispetto ai 24.000 dello scorso anno, ma resta lo scoglio del semestre filtro, su cui è critica la posizione di molti, tra i quali l'Ordine dei Medici di Padova. Come sapete, gli atenei privati hanno l'accesso che rimane per test prima dell'inizio dei corsi, mentre invece per gli atenei pubblici ci sarà il cosiddetto semestre filtro. Come Ordine dei Medici siamo stati sempre fortemente contrari a questa riforma che mette in ansia e in preoccupazione i ragazzi nei primi 6 mesi e peraltro con questo aumento dei posti nella parte privata c'è una medicina a 2 corsie. Chi ha le disponibilità finanziarie può partecipare al test ed entrare eventualmente nelle facoltà private, mentre invece chi non ha soldi per pagare l'iscrizione alle università private deve affrontare il semestre filtro col rischio di non passare. Il rischio continua ad essere anche quello di avere una riduzione di iscrizioni alle cosiddette professioni sanitarie, come ad esempio infermieristica. Noi abbiamo bisogno non solo di medici per il nostro sistema sanitario, ma anche di infermieri, di fisioterapisti, di tecnici di radiologia e così via. Quindi pensiamo che serva una necessaria programmazione per poter garantire al nostro sistema sanitario nazionale una funzionalità. Questo non vuol dire chiudere il numero di accessi a medicina, ma semplicemente calcolare qual è il numero di medici di cui avremo bisogno nei prossimi anni. Perché con 30.000 medici l'anno probabilmente molti di questi ragazzi, non trovando lavoro, saranno costretti ad emigrare e quindi forniremo medici con il costo sociale ed economico che serve per formarli a tutto il resto d'Europa, anziché rifornire le file del nostro sistema sanitario nazionale. Aperto il cantiere per il restauro dell'ex sede della Telecom di via Carducci a Mestre. Si apre quindi una partita molto importante per il recupero di un'area della città con grossi problemi di degrado. Non è un cantiere come gli altri, quello che si vede da via Meucci a pochi passi dall'M9 e che dovrebbe portare presto alla creazione di decine di nuovi appartamenti. Nel 2016 la chiusura degli uffici Telecom di Mestre ha progressivamente trasformato questo enorme stabile di circa 9.000 metri quadri nel cuore della città in un rifugio per decine di sbandati, una sorta di Grand Hotel del degrado che forse raggiunse l'apice nell'aprile dell'anno scorso, quando da queste porte e finestre più volte murate per tentare di rendere lo stabile inaccessibile fuggì una donna ferita e seminuda, denunciando di essere stata segregata e violentata per giorni. Io penso che sia stata una bella mossa del sindaco Venturini portare subito all'attenzione del Consiglio Comunale il tema dell'urbanistica a Mestre. E un palazzo del genere che è praticamente oggi un buco nero e non lo sarà più, è una cosa assolutamente positiva per tutta la città. Mentre osserva il cantiere, il presidente di municipalità, Gennaro Marotta, viene fermato da un residente che si lamenta della continua presenza di gruppi di tossicodipendenti davanti a casa. Capisco e cerco di risolvere. No, io non dico risolvere, cerco di risolvere. Lo stabile dell'ex Telecom è talmente grande da affacciarsi su 3 vie, Carducci, Pascoli e Meucci, dove si fronteggia con la ex poste di Piazzale Donatori di Sangue, altro edificio in cerca di nuova destinazione che si spera possa seguire anche lui una riqualificazione. Io sinceramente, sia da presidente di municipalità ma anche da cittadino, lo spero, lo auspico. Perché? Perché dobbiamo cominciare a recuperare tutti i palazzi che ci sono in città e che magari sono disabitati o comunque malandati. Perché dobbiamo lasciare che la nostra città rimanga un buco per vandali, disgraziati, gente strana? Il primo intervento grosso nell'area è iniziato nel novembre del 2023, quando le RUSP entrarono in azione per abbattere la palazzina Meucci, aprendo di fatto una nuova piazza che ora mette in comunicazione l'M9 con Piazzale Donatori di Sangue. Recentemente il sindaco Venturini e l'assessore all'urbanistica Romor hanno indicato la rigenerazione edilizia di Mestre come una priorità per il comune. Ma qui la città deve avere però anche la forza di dimostrarsi economicamente attrattiva. Sull'attrattività economica e anche abitativa, io credo che 2 palazzi in centro a Mestre, come sono questi delle Poste e dell'ex Telecom,
Telecom, io credo che l'attrazione ci sia già in automatico. Poi vedremo come si svilupperà, ma sicuramente saranno vissuti e non ci saranno più sicuramente tentativi di stupro o disgraziati spacciatori e quant'altro che li frequentano e che quindi rendono la zona assolutamente malfamata. Tornano gli arditi sul Grappa in una rievocazione che racconta i giorni frenetici della battaglia del Solstizio. Il 15 giugno del 1918 l'esercito austro-ungarico si spinse fino a Ponte San Lorenzo sul massiccio del Grappa. Gli imperiali non furono mai così vicini alla pianura padana e quel punto venne ricordato come l'apice della penetrazione nemica sul massiccio. Domenica, a più di un secolo di distanza dalle tragedie della Guerra Grande, rievocatori in uniforme d'epoca hanno dato nuova vita agli avvenimenti che forgiarono l'epopea del Grappa, il cui nome è legato a doppio filo con quello degli Arditi. E proprio l'associazione 18° Arditi Monte Grappa ha ricreato uno dei momenti più significativi della battaglia del Solstizio, ripercorrendo con fedeltà storica le azioni che si svolsero nella zona di Ponte San Lorenzo. Una giornata dedicata alla memoria, alla divulgazione, al ricordo di chi ha combattuto sul Grappa e di chi ha dato la vita nella Prima Guerra Mondiale per la patria. Tanti gli spettatori che hanno voluto salire sulla montagna sacra per assistere alla rievocazione, che darà vita in futuro ad altre azioni legate alla memoria di quei luoghi. Ed era l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi a tutti, un buon pomeriggio, arrivederci.